A tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, dove vedremo di fare il punto su alcune delle questioni del giorno, come al solito. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA, che si apre con la legge elettorale, la politica e l'incontro di oggi fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il vicepresidente della Camera Di Maio dei 5 Stelle dice di essere sicuro che si terrà oggi il secondo confronto. Nell'intervista al Corriere della Sera le risposte alle domande di Renzi, che voleva risposte per iscritto dal Movimento 5 Stelle. Ma c'è anche notizia dei funerali per Giorgio Faletti. A Torino la Camera Ardente, nel pomeriggio il trasferimento ad Asti, domani pomeriggio i funerali. E ci accompagneranno anche le canzoni di Giorgio Faletti oggi, insieme a quelle di un altro autore astigiano, Paolo Conte, celeberrimo, e punteggeranno, per così dire, la nostra trasmissione di stamani. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la processione che fa l'inchino al boss e i carabinieri che se ne vanno, mentre si aggravano le condizioni del ragazzo ferito dai calcinacci a Napoli, alla Galleria Umberto I, all'incrocio con la centralissima via Toledo, messa in sicurezza dopo il crollo del cornicione. Questi alcuni degli argomenti di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, ma per entrare nel vivo di alcuni degli argomenti di cui parleremo oggi, certo politica economica, certo le discussioni circa la flessibilità, che se hanno avuto un pregio, hanno avuto comunque il pregio di riportare qualcuno a ragionare di economia e di politica economica, nel momento nel quale sembrava che si fosse abdicato completamente al governo dell'economia, ma al di là delle discussioni verbali sono più interessanti le storie concrete perché concretissima è la vicenda del lavoratore di Biella, di cui abbiamo parlato brevemente stamattina in rassegna stampa. La storia appunto riguarda un signore di 56 anni di Biella, il quale ha perso il lavoro come purtroppo tanti altri, ma il fatto che abbia perso il lavoro con la difficoltà di ritrovarlo a 56 anni di età si incrocia con una particolarità: è invalido al 62% e ha incocciato contro la legge Fornero, una delle leggi del governo Monti, il governo di salvezza nazionale, quello in nome del quale appunto si sono fatti vari sacrifici legittimati dall'Europa, quello che ha introdotto il fiscal compact in Costituzione, il pareggio di bilancio e le regole di austerità che si sono tradotte anche in quella riforma delle pensioni. La cosa incredibile è che il ministro Fornero, allora ministro del lavoro, della previdenza sociale e del welfare, ha tranquillamente dichiarato in recenti interviste che non aveva la minima idea di quale impatto avrebbe avuto la sua riforma, la riforma che ha preso il suo nome. In termini di numeri, cioè di persone, che non sono numeri, persone. Quante persone, cittadine, cittadini, lavoratrici e lavoratori, avrebbero dovuto saggiare le asperità e le ingiustizie della riforma Fornero? La ministra non lo sapeva quando ha fatto la riforma, sotto la necessità e l'urgenza di salvare la patria, di evitare il baratro e via dicendo. E ci sono storie come quella appunto del signor Antonio Monturo, 56 anni, di Biella, il quale ha perso il lavoro, è invalido e incoccia con la riforma Fornero. Prima gli mancavano 4 anni, adesso sono 7 e deve trovarsi naturalmente un altro posto di lavoro. È la storia peraltro che riguarda non solo lui, ma almeno 15-20 mila persone nelle stesse condizioni, con invalidità parziale dal 46 al 74% e senza lavoro. Io sono fra i più fortunati, dice il signor Monturo, secondo quel che riporta oggi il quotidiano nazionale Il Giorno. Sono fra i più fortunati, continuo a vedere persone più disperate di me, dice Monturo. Alle spalle un'esperienza in consiglio comunale fra le fila del centro-destra e in pugno lettere e proposte di legge. Da 1 anno e mezzo invio mail ai politici dell'uno e dell'altro schieramento per sollecitare un intervento per gli invalidi parziali. Ne avrò spedite 20.000. Ma Renzi sa chi siamo? Si parla giustamente di giovani e esodati, ma gli invalidi ultra cinquantenni sono spariti, dimenticati. È un altro capitolo della legge Fornero. Voi sapete, naturalmente, non ho bisogno di ricordarlo, la Lega Nord ha raccolto le firme perché si faccia un referendum per la abrogazione, la cancellazione della riforma Fornero. Un capitolo della legge Fornero riguarda anche chi ha un handicap e deve comunque avere 44 anni di contributi, oppure può accedere alla pensione a 68-70 anni di età.
Se non trovano posto le persone sane, si pensi a un invalido anziano, dice il signor Monturo. Indicativamente saremo 15-20 mila in tutta Italia in questa situazione. La cosa curiosa e tragica al tempo stesso è che la categoria degli invalidi viene considerata con una aspettativa di vita in crescendo, come le persone normali, aumentando di pari passo l'età per accedere alla pensione. Per chi ha oltre il 74% di invalidità, la legge prevede uno sconto di 2 mesi per ogni anno lavorato. Chiediamo di abbonare almeno un mese all'anno a chi ha un'invalidità dal 46 al 74% e di stabilire un tetto massimo di contributi versati per accedere alla pensione, ad esempio 35-40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica, oppure stabilire un'età, ad esempio 60 anni, raggiunta la quale sia possibile accedere indipendentemente dai contributi versati. Questo è il contenuto delle mail che il signor Monturo ha mandato, dice, a numerosissimi politici. Sullo sfondo c'è la questione della cancellazione, quando si farà il referendum, se si farà, della legge Fornero, iniziativa promossa, come sapete, dalla Lega. Ma per rimanere sui fatti concreti, c'è un altro racconto molto concreto sul Fatto Quotidiano di oggi a proposito dell'applicazione delle cosiddette ricette di austerità. La Grecia è stato il teatro dell'applicazione delle ricette di austerità al massimo grado. È un racconto, viene fornito oggi da Roberta Zunini da Atene sul Fatto Quotidiano, i tagli che uccidono la sanità. Il racconto parte anche qui da persone in carne e ossa. Non piangeva di dolore Panagiotis per la perdita fisica del fratello, l'unico familiare che ancora aveva, ucciso dalla tubercolosi. Quando 3 mesi fa mi ha comunicato al telefono questa insostenibile notizia, racconta Roberta Zunini, che parla di un suo amico, Panagiotis, il mio amico Panos piangeva perché non aveva avuto la possibilità di dire per l'ultima volta al suo unico fratello quanto gli volesse bene. Il giorno della morte del fratello 45enne, Teo, all'ospedale di Nikea, il più grande di Atene, nonché uno dei 3 più grandi dell'area balcanica, quello che serve la periferia, dove vive la cosiddetta working class, cioè la classe lavoratrice, anzi ex classe lavoratrice, dato che non ha più lavoro a causa della disoccupazione. Quando è morto il fratello, dunque, non si poteva entrare in sala di rianimazione. Perché? Perché non c'erano mascherine né guanti né camici quel mattino. Ho dovuto seguire la linea dell'encefalogramma di mio fratello dal vetro, racconta Panagiotis. Non ho potuto tenergli la mano né dirgli ti voglio bene, arrivederci da qualche parte, perché io e Teo ci rivedremo e sarà sicuramente in una dimensione, in un mondo migliore. Ha ragione Panos, scrive Roberta Zunini dopo aver riportato le parole dell'amico, che non ha potuto neanche entrare dal fratello perché quella mattina non c'erano mascherine, non c'erano guanti, non c'erano camici per entrare in rianimazione. Ha ragione Panos, se mai ci sarà un al di là non potrà che essere migliore, perché l'inferno è già qui, sul suolo dove è nata la civiltà e anche la medicina, grazie a Ippocrate. È l'inferno dei malati, dei loro familiari, dei cittadini greci poveri e disoccupati. E le fiamme di questo inferno sono diventate ancora più alte e roventi da quando l'olio di ricino dell'austerity imposto dalla Troica, Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, ha cercato di spegnerle queste fiamme, innescando un paradosso vile e mortale. La morte della dignità del cittadino, peggio, la morte del cittadino più debole, il disoccupato, come lo era Teo, che è andato dal dottore quando già stava malissimo, perché sapeva che tanto in ospedale non l'avrebbero curato. Avrebbe potuto pagare, questo sì, ma i soldi non li aveva, a meno di vendere l'unica casa. Secondo una legge nata ben prima dell'austerity, ma che il governo pro-troica del premier Samaras e del suo vice, il socialista Venizelos, si è guardato bene dall'abrogare, ingigantendone l'iniquità a causa di una crisi economica senza precedenti, secondo questa legge, dopo un anno dal licenziamento si perde il diritto a usufruire del servizio sanitario pubblico, perché il servizio mutualistico pubblico è agganciato alla busta paga, da cui viene trattenuta la tassa destinata a finanziare la sanità pubblica. Niente salario, niente ospedale. La Troica, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, ha fatto il resto, imponendo il licenziamento orizzontale
di centinaia di lavoratori del servizio pubblico, tra i quali ci sono anche medici e infermieri. Yorgos Vichas è un cardiologo da premio Nobel per la pace, ma lui dice di fare semplicemente il proprio dovere, cioè curare, non omettere di prendersi cura di chi è malato fisicamente e psicologicamente. È il nostro primo dovere, dice Vichas. È il dovere a cui noi medici promettiamo di tener fede attraverso il giuramento di Ippocrate. Da 3 anni il dottor Vichas, che tanti anni fa ha imparato l'italiano, vive così. Il mattino lo trascorre visitando nel centro pubblico per malati cronici di Agios Dimitrios. Il pomeriggio invece lo passa presso la clinica sociale metropolitana di Ellinikò, Metropolitan Social Clinic of Ellinikò, per chi volesse cercare informazioni sul sito in lingua greca e inglese, da lui fondata. La sera ad aggiornare l'elenco dei pazienti rifiutati dagli ospedali dopo aver chiamato al telefono i direttori degli ospedali per convincerli ad accettarli. Non faccio tutto io, dice il dottor Vichas. Da quando è nata la clinica si sono aggiunti altri 100 medici e 200 tra infermieri e personale. Siamo tutti volontari. Non accettiamo soldi, ma solo donazioni di strumenti, macchinari sanitari e medicine. Ora copriamo tutte le specializzazioni e abbiamo 7 ambulatori, oltre a una stanza dove teniamo le medicine che portiamo e ci portano i cittadini di buona volontà. Quando gli chiedo, scrive Roberta Zunini, perché mai il direttore di un ospedale dovrebbe violare la legge, mi risponde che anche loro, molti sono suoi conoscenti, dato che il dottor Vichas ha lavorato per anni negli ospedali pubblici della capitale greca, anche loro gli fanno questa domanda. A quel punto io rispondo ricordando l'Antigone di Sofocle, uno dei nostri padri. Antigone volle seppellire il cadavere del fratello Polinice contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte. E noi vogliamo curare i malati, nonostante i politici che ci hanno governato e governano abbiano fatto questa legge ingiusta e disumana. Quella per cui, dopo un anno di disoccupazione, perdi il diritto a usufruire del servizio sanitario pubblico. Certo, scrive Roberta Zunini, l'Antigone, il capolavoro di Sofocle, che riflette sull'eterno conflitto fra autorità e potere, tra leggi umane e leggi superiori, divine, e sulle terribili conseguenze scatenate dalle violazioni di queste ultime da parte dell'uomo. Una di queste conseguenze ricade sui figli di chi ha perso lavoro, grandi e piccoli. Negli ospedali, fino all'anno scorso, c'era scarsità di vaccini per i bambini. Ora invece c'è disponibilità, racconta il dottor Vichas, anche perché i bambini dei disoccupati da più di un anno, come i loro genitori, non hanno più diritto a essere curati in ospedale e pertanto neanche vaccinati. Se dunque oggi, purtroppo, i vaccini languono nei frigoriferi dei reparti pediatrici, negli ospedali manca di tutto. Stavros Sevastopoulos è un giovane gastroenterologo che lavora presso vari ospedali. Tranne l'ospedale di Nikea, che è già messo male, negli altri non si vede più l'ombra di un endoscopio per l'esame al colon. Pertanto non possiamo più diagnosticare il cancro di quella zona dell'organismo, uno dei più comuni, che costringe peraltro i malati non diagnosticati e quindi senza cure a lunghi periodi di assenza dal lavoro. Queste persone, già sofferenti, vengono in seguito licenziate per assenteismo, soprattutto chi lavora nel privato. È un circolo vizioso, scrive Roberta Zunini. Se sei malato e non ti curano in modo appropriato perché non ci sono i mezzi a causa dei tagli, ti assenti dal lavoro perché non riesci fisicamente ad andarci e quindi ti licenziano. Ma a quel punto, anche se i medici scoprono la tua malattia, è troppo tardi e comunque, essendo stato licenziato, non potrebbero per legge curarti, dice il gastroenterologo Sevastopoulos. Il dottor Vichas nei prossimi giorni invece tornerà alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale si è già rivolto, mentre attende di sapere cosa ha deciso il Tribunale di Atene, che non è più l'aeropago descritto nell'Oresteia di Eschilo, dove si perseguiva una giustizia uguale per tutti. Ho portato ai giudici, dice il dottor Vichas, una lista di 100 casi di pazienti morti per non avere ottenuto le cure necessarie. Ho denunciato lo Stato greco, il mandante di questa infamia. Così racconta Roberta Zunini da Atene sul Fatto Quotidiano. C'è un altro articolo sullo stesso argomento, sul Fatto di oggi, di Chiara Daina. La chiamano austerity, ma è una tagliola mortale. Dopo 4 anni di austerità, la Grecia è costretta a fare i conti con la vita
Chi l'avrebbe mai detto che la mortalità potesse salire ai livelli del secondo dopoguerra? Nel 2012 si sono registrati 116.670 morti, la cifra più alta in Grecia dal 1949, circa 20.000 in più rispetto al periodo pre-crisi esplosa nel 2008, un terzo causato dal divieto di accesso alle cure, quella legge infame di cui abbiamo parlato prima e di cui ci ha parlato Roberta Zunini nel suo articolo sul Fatto Quotidiano. La stima si legge nell'articolo uscito su Lancet, rivista scientifica di riferimento per la comunità internazionale, a firma di Nikolaos Vlachadis, medico della Scuola Nazionale di Sanità Pubblica di Atene. I numeri sono da bollettino di guerra. Su 11 milioni di abitanti, oltre 800.000 hanno perso l'assistenza sanitaria gratuita perché rimasti senza un lavoro, unica garanzia per godere del diritto alla sanità. Secondo l'Istituto di Statistica Ellenico, dal 2008 è diminuita la speranza di vita in tutte le fasce di età. La mortalità infantile, la più impressionante, è addirittura aumentata del 43% in 2 anni, tra 2008 e 2010. Al culmine della crisi economica, quando il governo Samaras inizia la serie di tagli drastici alla spesa pubblica, 5 madri ogni 100.000 muoiono al momento del parto, 5 volte di più rispetto al 2003. Per non parlare del tasso di nascite precipitato del 15%. Non stupisce, visto che la disoccupazione si è triplicata, passando dal 13 al 27%, con i giovani più di tutti appesi alla precarietà. Non poteva che alzarsi anche l'età delle donne che ha il primo figlio. A causa di manovre, lacrime e sangue, scrive Chiara Daina, il contesto sanitario greco è da apocalisse. In poco tempo lo Stato ha falcidiato il budget per la salute al 6% del PIL, da 5 anni col segno negativo, da meno 0,8 nel 2009 a meno 3 nel 2013, tanto che oggi la spesa per la salute in Grecia è la più bassa di tutta l'Unione Europea. Solo per citare una mossa da brividi, il colpo di forbice del 25% tra 2009 e 2011 al fondo per gli ospedali pubblici. L'ordine è arrivato dall'alto. Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, la Troika, chiedono di ridurre la spesa farmaceutica da 4 miliardi 370 milioni nel 2010 a 2 miliardi 880 milioni nel 2012, fino ai 2 miliardi di quest'anno. L'effetto è stato catastrofico. Il ticket per le visite ambulatoriali è cresciuto da 3 a 5 euro. Ce n'è anche uno per i ricoveri ospedalieri, 25 euro a notte. Si paga per avere alcuni farmaci che prima erano mutuabili. Addirittura da quest'anno ha un prezzo anche la prescrizione medica. Un'operazione per togliere un tumore all'intestino invece costa 12.000 euro. Intanto, malattie che si credevano debellate sono tornate a seminare stragi, come la malaria, assente da 40 anni. Molti ospedali non hanno i soldi per comprare gli spray contro la zanzara infettante. Tra chi fa uso di droghe l'incidenza del virus HIV è cresciuta 10 volte dal 2010 al 2012, quella di tubercolosi è raddoppiata. È ricomparsa la sifilide. I casi di depressione, poi, sono triplicati, i suicidi cresciuti del 45% dal 2007. Anche il diabete è tornato a far paura. La gente povera, dice Nikitas Kannakis, medico greco di Doctors of the World, si nutre soprattutto di pane e pasta, alimenti a basso costo che però provocano l'aumento di glicemia nel sangue. Doctors of the World, organizzazione internazionale non profit, in Grecia soccorre oltre 500.000 di cittadini che non hanno i mezzi per curarsi. Nel 2013, sottolinea il medico, abbiamo fatto 9.000 vaccini a 6.000 bambini, il triplo rispetto all'anno precedente. Oggi il 60% dei nostri pazienti sono greci, fino al 2010 erano solo l'8%. Il governo Samaras tace, se può fa finta di niente. Abbiamo chiesto un incontro al ministro della salute Adonis Georgiadis, continua il dottor Kannakis, ma non ci ha mai risposto. Noi non possiamo sostituire il sistema sanitario nazionale e contare soltanto su donazioni. Un passo avanti, conclude Chiara Daina, è stato fatto il 1° luglio, quando il governo greco ha annunciato che coprirà dal 75% al 90% i costi delle cure per chi ha perso il lavoro. Il bilancio resta impietoso. L'austerità si è trasformata nella peggior trappola della sopravvivenza per i greci.
E questa era una canzone di Giorgio Faletti del lontano 91, Se scoppia la guerra, dall'album Disperato ma non serio. E tornando a parlare di cose concrete, poi naturalmente abbiamo tutte le lucubrazioni sul debito, la crescita, l'occupazione, l'austerità, le riflessioni teoriche, i grafici, le tabelle, eccetera, eccetera. Però prima di tornare a quell'argomento lì, che comunque è l'argomento della settimana, o uno degli argomenti della settimana, il ragionare intorno alla famosa flessibilità. Cosa significa? Poi l'abbiamo già intuito. In ogni caso, prima di questo, siccome continuano gli sbarchi sulle coste della Sicilia, recuperiamo un articolo di Panorama del 9 luglio scorso, di questa settimana, sostanzialmente la settimana scorsa, sulla vicenda di Mare Nostrum e sull'affare Nostrum, come lo ha ribattezzato Panorama nell'articolo di Antonio Rossitto, dalla Sicilia, giusto appunto, dove continuano gli sbarchi dei disperati in fuga dall'Africa. E moltissimi alberghi hanno scelto di trasformarsi in centri di accoglienza straordinaria, così incassano 30 euro al giorno per ogni migrante, un business ipergarantito. Il reportage di Antonio Rossitto per Panorama inizia nell'anno in cui, nei primi 6 mesi di quest'anno, sono sbarcati tante persone quanto nell'anno clou, il 2011, più di 62.000 persone sbarcate nella sola metà dell'anno 2014 rispetto appunto all'anno del picco, quello delle primavere arabe del 2011. Il reportage di Panorama di Antonio Rossitto inizia dall'hotel Villa Mocarta di Salemi, nel Trapanese, un hotel che un tempo ospitava le celebrità, le cui foto sono rimaste nel corridoio a destra della reception. Davanti all'obiettivo si possono vedere l'ex PM Antonio Ingroia, Fabrizio Corona e poi attori, intellettuali, politici e naturalmente Vittorio Sgarbi, già sindaco di Salemi. Salvatore Cascia è il proprietario dell'albergo. In gennaio l'albergo Villa Mocarta si è trasformato in un affollato centro di accoglienza straordinaria per immigrati. Nelle sue 40 ricercate camere, una volta dormivano i potenti di passaggio a Salemi. Oggi, nella hall, ciabattano annoiati 149 richiedenti asilo. Ci sono le foto poi dei richiedenti asilo che giocano a dama, che sono al bordo della piscina, che giocano a calcetto, eccetera, eccetera. Dunque ci sono oggi 149 richiedenti asilo, sono arrivati da Gambia e Senegal, ingranaggi di una insostenibile tratta degli schiavi. L'operazione Mare Nostrum, scrive Antonio Rossitto su Panorama, ha soltanto accentuato le complicanze. Gli ultimi dati: prima dell'ultimo barcone, con a bordo 600 disperati e 30 morti, che purtroppo non è neanche l'ultimo della serie, sono più di 53.000 i disperati approdati in Sicilia da gennaio, su un totale di 61.585 sbarcati sulle coste italiane nello stesso periodo. Almeno la metà hanno trovato riparo nell'isola. Dentro sterminati centri di accoglienza come il centro di assistenza ai rifugiati di Mineo nel Catanese, che ospita 4.000 persone, in istituti religiosi e opere pie, e in alberghi che hanno scelto di rivedere l'oggetto del proprio business, dal turismo ai richiedenti asilo. Sono più di 1.500 i migranti accolti negli hotel siciliani. Agli albergatori è bastato dare disponibilità alle prefetture, sfiancate dalle continue richieste di posti da parte del Ministero dell'Interno. Gli adempimenti richiesti non sono insormontabili. Costituire una cooperativa o un'associazione per variare l'oggetto sociale, approntare uno staff di mediatori culturali e di psicologi, garantire vitto, alloggio e raccordo con le istituzioni. Firmata poi la convenzione con la prefettura, si ricevono 30 euro più IVA al giorno per ogni persona accolta. Così un hotel che mette a disposizione 100 posti riceve quasi 1.100.000 euro all'anno dallo Stato, a fronte di servizi essenziali e di un rabberciato mantenimento della struttura alberghiera. Nessuno degli interpellati ovviamente è disposto a tirar fuori la calcolatrice fra questi albergatori che si sono riconvertiti dal turismo ai richiedenti asilo. Non è solo una questione di lucro, dice il signor Cascia, titolare dell'albergo Villa Mocarta di Salemi. È anche una questione di cuore, garantisce il signor Cascia seduto nel suo ufficio in hotel.
Vittorio Sgarbi, ex sindaco di Salemi, parla di nuove forme di clientelismo. Gli sbarchi garantiscono soldi pubblici e nuovi posti di lavoro in zone al collasso. Il signor Cascia non è d'accordo. Certamente, dice, però gli immigrati stanno muovendo l'economia di tutta la provincia. A Trapani e dintorni sono accolti più di 2000 richiedenti asilo, 500 vivono in albergo. Dovrebbero rimanere qualche mese al massimo in attesa che le commissioni interprovinciali valutino il loro status di rifugiati, ma la realtà è ben diversa. Il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, lamenta attese di un anno. Perché lo Stato non potenzia le commissioni per garantire tempi ragionevoli? Domanda il prefetto. Già, perché ogni giorno in più di permanenza in Italia costa complessivamente 1.600.000 euro. La cifra solo in parte è coperta dai fondi europei destinati all'emergenza. Per piccoli paesi ad economia balbettante come Salemi è una manna. Ogni immigrato riceve un tot di euro al giorno di pocket money spesi in telefonia, bar, alimentari e tabacchi, senza considerare che i più abbienti ricevono periodiche rimesse dai familiari. In sostanza, l'accoglienza è diventata un settore economico, ammette il signor Cascia, il titolare dell'albergo di Salemi. L'imprenditore ha maturato la scorsa estate la riconversione della sua struttura. Ci siamo resi conto, dice, che le prenotazioni per la stagione erano scarsissime e così abbiamo dato disponibilità alla prefettura per accogliere i richiedenti asilo, i migranti. A Villa Mocarta, l'albergo appunto, è pomeriggio inoltrato, scrive il cronista di Panorama. La piscina sul retro si affaccia su una vallata di ulivi. Attorno alla vasca vuota ci sono gruppi di nordafricani. Uno di loro, Lamin, dice di essere un leader politico in Gambia. Discute animatamente con un gruppo di connazionali. Si volta con tono intimidatorio. Non voglio perdere tempo qui giocando a calcio. Voglio andare a parlare con quelli della commissione. Altri invece sembrano prenderla con più filosofia. C'è chi palleggia a bordo piscina, chi stende la biancheria, chi gioca a dama. Metà degli ospiti sono però stipati nell'ex ristorante dell'hotel, ipnotizzati dai mondiali di calcio in TV. Oltre a Villa Mocarta, a Salemi ci sono 5 enti che hanno siglato convenzioni con la prefettura. Tra questi c'è anche un gruppo folcloristico, Sicilia Bedda, organizza spettacoli con friscaletti, bummuli, maranzanu, tamburello e mandolino, promette il sito web. L'associazione dà vitto e alloggio a 39 migranti in un edificio color mattone. Insomma, si sono riconvertiti anche loro, dalla musica folcloristica di Sicilia Bedda all'accoglienza. C'è il responsabile? Chiede il cronista di Panorama. Una ragazza coi capelli corti scuote la testa. Oggi no, è alla cresima della nipote. Chi lo sostituisce? Suo cognato, ma è alla cresima pure lui. Non se ne sa molto di più. Io faccio le pulizie, dice la donna. Ma è da sola? C'è la cuoca, risponde la ragazza. Vuole che la chiami? Qualche stanza più in là si sente la voce del telecronista, anche lì tutti alla TV a guardare i mondiali pure loro. Sul business, scrive ancora Antonio Rossitto su Panorama, hanno messo gli occhi solo piccoli imprenditori locali. Una struttura è stata allestita anche all'interno dell'Hotel Poma a Custonaci, sempre nel Trapanese, a pochi chilometri dalle più belle spiagge siciliane. L'albergo, terminato nel 2009, dispone di 22 camere, suddivise in Classic, Junior e Senior Suite, dettaglia il sito internet. Grazie alla moderna concezione strutturale è in grado di offrire un servizio di ospitalità ad alto livello. Ma 5 anni dopo l'inaugurazione, l'hotel è stato trasformato in centro di accoglienza per migranti, 97 posti. L'operazione è stata voluta, e qui troviamo il nome che abbiamo trovato stamattina in rassegna stampa, dalla GEPSA, che è la società francese che già gestisce 15 carceri in Francia. La GEPSA appartiene alla multinazionale Gaz de France, il colosso energetico statale francese, che in Italia già controlla, con Sorgenia della famiglia dell'ingegner De Benedetti, la centrale a carbone di Vado Ligure, sotto sequestro dall'11 marzo per avere superato i limiti di emissioni inquinanti. Morale: lo Stato francese, seppur indirettamente attraverso la multinazionale Gaz de France e la sua controllata, la GEPSA, che gestisce carceri in Francia, lo Stato francese fa affari con gli immigrati sbarcati sulle coste siciliane.
L'Hotel Poma è un palazzotto a 2 piani. Nei balconcini sopra l'ingresso alcuni ragazzi a torso nudo, racconta il cronista di Panorama, stendono la biancheria. Nella reception ciondola una decina di richiedenti asilo. Viene avanti una quarantenne dai capelli corvini e dice che non può dare alcuna informazione. Arriva il responsabile sulla Trentina. Dovete fare una richiesta in prefettura, dice. Se vi autorizzano, ne fate un'altra alla società che gestisce il centro. Insomma, scrive il cronista, qui i giornalisti fra i piedi non li vogliono. Ma qual è la società che gestisce il centro? Silenzio da parte del responsabile. Dopo insistenze, concede la Gaz de France. E perché una multinazionale francese investe in un alberghetto a Custonaci, nel Trapanese? Chiedetelo a loro, dice il responsabile. Arrivederci. Nelle liste delle prefetture ci sono anche hotel di rinomate località turistiche come Selinunte, nei dintorni dell'Acropoli, affacciata sul Mediterraneo. La Locanda, immersa nella campagna, è un albergo che fu inaugurato nel novembre 2007 alla presenza dell'attuale ministro del lavoro, Giuliano Poletti, allora in veste di presidente di Lega delle Cooperative. Oggi la locanda ospita 115 migranti. Alcuni parlottano al cellulare. Nella hall sbuca un signore con gli occhiali e il camice bianco. I responsabili, dice, tornano tra un'ora. Adesso sono solo. Non può darci qualche informazione, chiede il cronista di Panorama. È il mio secondo giorno di lavoro, risponde l'uomo. Pochi chilometri più a valle, a Triscina di Selinunte, sempre nel Trapanese, sulla spiaggia c'è l'hotel Aureus, altri 75 posti in convenzione con la prefettura. Un palazzone vaniglia, finestre azzurre, che ha visto tempi migliori. Filippo Ferreri, 54 anni, lo gestisce da 7 anni. Devo ristrutturare, è evidente, dice l'uomo, indicando l'intonaco scrostato. Aspetto i fondi europei della legge 488 e intanto ho accettato gli immigrati. Ha una camicia a scacchi, sandali ai piedi. Per noi, dice, è stata una buona opportunità, ma l'anno prossimo, dopo i lavori, voglio riaprire l'albergo, dopo i lavori finanziati dalla legge 488. C'è anche chi è convinto che i due business, turismo e immigrati, possano coesistere senza problemi. Turisti da una parte, immigrati dall'altra, come ha fatto il Parco Hotel Paradiso di Piazza Armerina. Da Selinunte, per arrivare nella città celebre nel mondo per la villa romana del Casale, bisogna imboccare l'atroce statale 115 e poi, superata Agrigento, puntare all'entroterra. L'albergo, una vallata alle porte del paese, è tra i pochi 4 stelle della zona. 94 stanze, piscina coperta e scoperta, spa, sala congressi da 200 persone, suite da 250 euro a notte. Da febbraio un'ala del maestoso hotel alloggia 141 migranti nordafricani e pakistani, con ingresso separato e mensa appartata. La struttura era troppo grande, racconta Silvia Pranio, 26 anni, presidente della società Antica Stazione, che è nata per occuparsi dei migranti, dei richiedenti asilo. È la figlia del proprietario del Parco Hotel. L'afflusso di immigrati ha dato lavoro a una ventina di persone. E adesso, rivela l'imprenditrice, vorremmo trasformarlo in un centro di prima accoglienza. I lavori fervono. Poco distante, una ruspa spiana una collinetta che diventerà la nuova mensa. Nell'hotel si scorgono tracce dei recenti fasti. Le camere hanno il parquet, le vasche idromassaggio, armadi di noce, televisione. Gli ospiti giocano a biliardino, guardano la TV, vanno in giro per Piazza Armerina. Molti sono infastiditi dalla loro presenza, dice la signora Pranio. C'è chi ha chiesto 7 euro per un caffè perché non li voleva più nel suo locale. Dopodiché giocano a calcio nel campetto di fronte all'entrata. Li hanno iscritti a un torneo cittadino. Omar, senegalese, mostra soddisfatto la sua maglia biancazzurra. Nell'ultima partita ha segnato 5 gol. Ha 19 anni, lo stesso taglio alla mohicana di Mario Balotelli. Vorrebbe diventare un giocatore professionista e al cronista di Panorama sorride dicendo: non mi aspettavo tutto questo, la Sicilia è un posto magnifico. Così si conclude il reportage di Panorama, ma c'è un altro servizio su cosa succede dopo, a volte, dopo lo sbarco, e il servizio è comparso giovedì scorso, 3 luglio, su Italia Oggi, a firma di Giorgio Ponziano, Lampedusa e poi di Corsa a Rimini. Ben 400 venditori abusivi in 50 bagni. I turisti stranieri e non solo abbandonano la riviera romagnola sommersa dai Vukumpara.
Sbarcano a migliaia sulle coste siciliane e sulle isole verso il Mediterraneo. Molti proseguiranno forse verso altri paesi, ma tanti rimangono qui, scrive Ponziano, e debbono anche campare. E allora, cosa fare in questi mesi estivi? I Vucumprà. La schiera si è talmente ingrossata che in molte spiagge hanno ingaggiato battaglie coi pochi vigili mandati a controllare. Hanno minacciato i bagnini, indispettiti dal loro via vai tra ombrelloni e sdrai, se la sono presa perfino coi bambini, che legittimamente chiedevano un po' di spazio in spiaggia per giocare tra lenzuola aperte con sopra la merce. Questa sarà, scrive Giorgio Ponziano su Italia Oggi dello scorso giovedì, questa sarà l'estate dei venditori abusivi, un'invasione. A Rimini il giornale locale scrive: ieri i venditori abusivi erano talmente fitti che si faticava a raggiungere il mare. Ce n'erano 400 in 50 bagni. Lontani i tempi in cui, 2 volte al giorno, passavano solo il venditore di cocco o di frutta caramellata. Adesso è impossibile assoppirsi sullo sdraio. Ogni 5 minuti c'è chi vi offre una collana, un pareo, un accendino, una borsa. Non solo al mare. A Venezia domenica il ponte degli Scalzi era percorribile solo a corsia unica. Ai 2 lati una fila interminabile di venditori di marchi contraffatti e gli stranieri che si chiedevano dove fossero capitati se in una città così piccola e famosa come Venezia non c'è la forza di ristabilire un minimo di legalità. È comunque sulle spiagge che sta avvenendo una vera e propria invasione, scriveva ancora Giorgio Ponziano su Italia Oggi giovedì scorso. A Rimini c'è molta preoccupazione. Nell'ultimo weekend il dipendente di uno stabilimento balneare è stato preso a pugni da un Vucumprà perché stava fotografando la sua porzione di spiaggia assediata da venditori abusivi. In un bagno a fianco si è sfiorata la rissa perché un addetto al salvataggio ha chiesto ad alcuni Vucumprà di spostarsi perché avrebbero intralciato eventuali interventi d'emergenza. Una situazione drammatica, dice Andrea Manduchi, portavoce dell'Associazione Marinai di Salvataggio di Rimini. Questi venditori, dice Manduchi, sono sempre più numerosi. Pensi al bagno Tortuga, l'altro ieri era talmente tanta la ressa dei Vucumprà che un collega non riusciva a trovare lo spazio per portare a riva il moscone di salvataggio. Alcuni circostanziati esposti sono stati inviati alla procura e al comune. Chi sarà responsabile se non si riuscirà ad arrivare in tempo a soccorrere un turista che si sente male mentre è in acqua? Anche gli albergatori protestano. La spiaggia che ha iniziato gli italiani alla vacanza di massa, quella di Rimini, sta diventando terra di nessuno, anche perché di notte molti Vucumprà dormono qui, sui lettucci. Qualche bagnino ha provato a ribellarsi, si è ritrovato con gli arredi distrutti. Il 23 giugno la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 5.000 pezzi di bigiotteria senza etichettatura in un locale sul lungomare di Rimini, gestito da un bengalese. Gli agenti ritengono che fosse uno dei canali di approvvigionamento dei venditori, ma aggiungono che se non viene varato un piano nazionale contro contraffazione e abusivismo, queste azioni servono a poco. Individuato un grossista, altri sono pronti a sostituirlo. Anche perché dietro questo massiccio commercio abusivo c'è il racket. A tirare le fila è la criminalità organizzata. E i Vucumprà sono persone usate come soldatini da chi tiene le fila del business. Si è parlato negli ultimi tempi, scrive ancora Giorgio Ponziano, ma l'articolo è di giovedì scorso 3 luglio su Italia Oggi, si è parlato delle mani della criminalità organizzata mafiosa lungo la riviera romagnola, con hotel passati di mano in modo sospetto, ristoranti gestiti da improbabili chef e sale da gioco strapiene di slot machine cresciute come funghi. L'esplosione dei Vucumprà è un altro tassello di questo mosaico pericoloso. Le forze dell'ordine si sentono, come da tradizione italica, impotenti. A fine giugno a Rimini si è mobilitata una squadra di vigili urbani. In poche ore ha elevato 10 verbali amministrativi per vendita di merce abusiva per totali 47.022 euro di sanzioni. Nessuno ha pagato, nessuno pagherà. E dopo poche ore i Vucumprà erano di nuovo in spiaggia. A Riccione hanno trovato queste persone stipate in appartamenti, ammassati nei letti a castello, senza nemmeno lo spazio per riporre i propri effetti personali. I contratti d'affitto erano stipulati tra la proprietà
e un unico capofamiglia, dopodiché quest'ultimo subaffittava per 200 euro al mese a persona le singole stanze dove alloggiavano in decine. Se ci mandate via di qui, hanno risposto gli stranieri agli agenti, ci tocca andare a dormire per strada. I turisti sono arrabbiati, anche perché nessuno interviene, raccontava ancora Giorgio Ponziano giovedì scorso su Italia Oggi. La Confcommercio di Ravenna ha diramato una nota ufficiale. L'albergatore di un lido ravennate ci ha segnalato, scrive Confcommercio, che una famiglia tedesca ha abbandonato il soggiorno sulla riviera romagnola dopo appena un giorno, esasperata dalla continua pressione dei Vucumplà. È un caso eclatante, ma le lamentele sono tante. Questi venditori sono fastidiosi, arroganti, prepotenti. La Confcommercio ha inviato a sindaco e procuratore di Riccione la lettera nella quale quella famiglia tedesca spiega il disagio per il continuo disturbo da parte di venditori abusivi e il conseguente mutamento del programma di vacanza. Addio Riccione. I commercianti, la Confcommercio associa anche albergatori, concludono così la loro nota. Complice la crisi economica in atto, i turisti sono sempre meno propensi ad accettare atteggiamenti invasivi da parte degli abusivi e sono sempre più alla ricerca di tranquillità e relax. Pertanto si sta diffondendo tra gli stessi turisti, in particolar modo tra quelli stranieri, la percezione di località poco sicure e poco accoglienti sotto il profilo turistico. Pur essendo vicini ai problemi degli immigrati e capendo la loro difficoltà, scrive Confcommercio, riteniamo che questo non possa essere il modo del loro inserimento nella società civile. La spiaggia, che l'azienda di promozione del turismo cerca di promozionare nel mondo, conclude Giorgio Ponziano, è diventata un souk. A ogni sbarco a Lampedusa o a Porto Palo si infittisce infatti l'esercito dei Vucumprà, che poi battono le spiagge della penisola. Laddove ci sono più vacanzieri e il turismo è più popolare, il fenomeno sta diventando abnorme. Anche la legalità, conclude Ponziano, sembra andata in vacanza. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Ricordo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno
E questo non ha bisogno di presentazioni. Per rimanere ad Asti era Paolo Conte nella Celeberrima Azzurro in versione live ad Amsterdam al Royal Theatre Carré nel 1988. Intanto la prima pagina dell'ANSA è stata aggiornata per dare la notizia della morte di Edward Shevardnadze, fu ministro degli esteri di Mikhail Gorbaciov e presidente della Georgia. Si è spento a 86 anni, lo ha riferito Radio Eco di Mosca, ed è questa la notizia che adesso apre appunto la prima pagina dell'agenzia ANSA. La seconda invece ci riporta alla politica italiana. Il Partito Democratico chiude al Movimento 5 Stelle, nessun incontro, dice il capogruppo Speranza, prima le risposte scritte, vuole Renzi. Ma Di Maio per i 5 Stelle dice nell'intervista al Corriere della Sera ci sono le risposte per iscritto, le risposte richieste dal PD. A questo punto siamo. Mentre sull'Unità di oggi Carlo Buttaroni, presidente di Tecne, tutti i lunedì ha la sua rubrica, riflette sul debito, la crescita, l'occupazione e il fallimento delle politiche di austerità. Abbiamo letto prima l'articolo, i 2 articoli per la verità, sulla situazione della Grecia. Ci sono personaggi, VIP o meno VIP che siano, a partire da Mario Monti in primis all'inizio, che hanno elogiato la situazione della Grecia, o meglio, hanno elogiato le politiche che hanno portato in Grecia a quella situazione di cui abbiamo avuto un piccolo saggio dai 2 articoli del Fatto Quotidiano di oggi, anzi l'hanno proposta come un esempio da seguire, e davvero viene da pensare che nell'Unione Sovietica si stava meglio, ma non per un paragone astratto, per chi si ricorda concretamente come stavano le cose. Una reazione ci vuole a questo andazzo, perché alla Grecia hanno applicato una ricetta atroce in un tempo molto breve, ma la ricetta viene applicata con cronologie e dilatata nel tempo in maniera diversa un po' dappertutto, specie ai cosiddetti paesi maiali. Pensate che bella definizione, i PIGS, cioè Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, sono i paesi nel mirino. Con la Grecia è stata fatta un'operazione terrificante, veloce, velocissima, drastica, perché dimezzare la spesa per la sanità in 2 anni significa quello che poi abbiamo letto prima, che ci raccontano le 2 giornaliste del Fatto Quotidiano, e meno male che ce lo raccontano, perché non ci racconta niente nessuno della Grecia. Avete visto servizi sulla Grecia recentemente? Avete visto qualcuno che si sia documentato e ci abbia permesso di documentarci sulla situazione greca e su che cosa hanno prodotto quelle politiche tanto elogiate dai VIP e meno VIP? A proposito però di questo si discute invece astrattamente da noi di debito, crescita, occupazione, del flop, dell'austerità, della domanda interna che è debole, che è in calo. Sfido, i redditi e il potere d'acquisto reale crollano continuamente, le tasse aumentano, il lavoro non c'è, la disoccupazione galoppa, per forza che la domanda interna è debole, come scrive Carlo Buttaroni oggi a pagina 8 dell'Unità. Il calo dei consumi è legato alla contrazione dei salari, perché c'è poco da fare. In un sistema di moneta unica, dove tu non puoi più agire sotto il profilo della politica monetaria e in sostanza non puoi più neanche fare politica fiscale, perché l'unica politica fiscale è aumentare le tasse, non hai momenti di flessibilità per governare la politica economica, e cosa ti rimane da fare? Di essere competitivo, tra virgolette, tagliando sulla produzione, o meglio sui costi di produzione, che significa in sostanza i salari dei lavoratori. Debito, crescita, occupazione, flop dell'austerità, lo spreco del capitale umano, chi ha perso il lavoro e via dicendo. Le analisi le possiamo fare a bizzeffe, come quella che compare sul Giornale di oggi a firma di Renato Brunetta. Anche Brunetta ogni lunedì ha il suo dossier insieme alla sua Free Foundation. L'euro fa ricchi solo i tedeschi, il bonus ce lo paghi la Merkel, il bonus da 80 euro. Come lo copriamo? Ce lo paga la Germania, dice Brunetta. Saluti e baci. La provocazione si basa sui fatti. Con la moneta unica la Germania sfrutta il surplus nella bilancia dei pagamenti. Ora ha il dovere di reflazionare per trainare gli altri paesi. Il semestre di Renzi convinca la cancelliera ad aumentare la loro domanda interna. Sono tutte tesi che trovate esposte nel libro e negli articoli che precedevano il libro del professor Bagnai. Ve lo consiglio la lettura del tramonto dell'euro, perché è abbastanza un tomo, come si dice, piuttosto ponderoso,
e in alcuni punti necessita anche di un certo impegno, però è molto chiaro. Il tono, diciamo, della narrazione, anche se si tratta di fatti tecnici, è piuttosto brillante, come è tipico del professor Bagnai. Anzi, a breve magari cercheremo di averlo nostro ospite, perché per riprendere un po' le fila di tutte le questioni che il professor Bagnai ha inanellato nel suo libro in maniera mirabile e che sono anche il frutto di articoli scritti precedentemente. Adesso lo dicono un po' tutti queste storie qua, però bisogna anche, al di là della paternità, diciamo, delle idee e della loro fondatezza soprattutto, perché non importa chi abbia partorito un'idea se l'idea è sballata, mentre invece nel caso specifico bisogna confrontarsi su dati di fatto, ormai lo possiamo dire dopo 12 anni quel che l'è di euro. Ad ogni modo, anche Brunetta sostiene che alla cancelliera tedesca Merkel Renzi piace molto, così pare. Nel loro primo incontro la donna più potente del mondo era entusiasta delle slide di Matteo Renzi, il programma di governo. Era marzo di quest'anno. Di incontri tra i due ce ne sono stati diversi, tutti molto amichevoli, ma in sostanza è l'euro che fa ricchi solo i tedeschi e il bonus ce lo deve pagare la Germania. Intanto, ma che spending review, nessuno taglia, scrive ancora il giornale di oggi, chiacchiere, slide, ma finora lo Stato ha risparmiato solo spiccioli. L'obiettivo di risparmiare 17 miliardi quest'anno sembra un miraggio, 32 l'anno prossimo, però il problema non è semplicemente questo, cioè Renzi ha detto che bisognava tagliare, spending review non ce la fa perché i 17 miliardi di obiettivo sono un miraggio. Il problema vero è che se i 17 miliardi di obiettivo di tagli da spending review, vedi alla voce il commissario Cottarelli, non verrà raggiunto, scatta la cosiddetta clausola di salvaguardia, che in soldoni significa che cosa la clausola di salvaguardia? Significa che scattano aumenti automatici delle tasse, quindi alla fine se non c'è il taglio della spending review c'è il taglio del portafoglio del contribuente, perché la clausola di salvaguardia significa che scattano appunto automaticamente aumenti di tassazione per racimolarli quei 17 miliardi. Vogliamo metterci i 10 miliardi da coprire del bonus di 80 euro e i conti pubblici che già non tornano? Con che tipo di manovra e di quale entità avremo a che fare da qui a fine anno, quando si discuterà la legge finanziaria ribattezzata legge di stabilità?
Diavolo Rosso di Paolo Conte, è un pezzo dedicato a un concittadino di Conte, astigiano come lui, Giovanni Gerbi, detto appunto il Diavolo Rosso, ciclista su strada e uno dei pionieri del ciclismo, che aveva una storia, una biografia bellissima, di quelle tipicamente novecentesche, cioè sensate, una biografia che la dice lunga. Con una bicicletta comprata con i risparmi messi da parte con il lavoro di Garzone a 15 anni nel 1900, arriva terzo alla Torino Rivoli, corsa ciclistica, e poi secondo alla Torino Trana e alla Torino Pianezza. Nell'agosto di quell'anno, quindicenne, partecipa al campionato astigiano su 95 km Asti-Moncalieri e vince. Si trasferisce a Milano, comincia a gareggiare sul circuito di Piazza d'Armi dove oggi sorge la fiera, la vecchia fiera di Milano, si mantiene facendo il fornaio, nel 1902 vince la Coppa del Re per dilettanti, la Milano-Alessandria, e diventa professionista. L'anno dopo vince la Milano-Torino con mezz'ora di vantaggio sul secondo, poi partecipa al Tour de France e da lì appunto la carriera professionistica. Nato ad Asti nel 1885, il Diavolo Rosso, Giovanni Gerbi, muore sempre nella sua Asti il 6 maggio del 1955 e viene cantato splendidamente in questo modo dal suo concittadino Paolo Conte nel pezzo che abbiamo appena sentito, appunto il pezzo Diavolo Rosso. Ma tornando alle cose economiche, la facciamo breve perché abbiamo ancora un paio di brani musicali almeno da ascoltare. E con l'ultimo rimaniamo ad Asti con Giorgio Faletti, è una canzone che ha anche un testo molto bello secondo me, L'assurdo mestiere. Ascoltiamo dopo. Intanto, quando ci sono soldi da recuperare a destra e a manca, oltre che nella tasca del contribuente, si procede, per solito, è già avvenuto negli anni 90, l'abbiamo visto benissimo, per fortuna c'è un precedente storico abbastanza vicino, con le privatizzazioni. Se ne continua a discutere. Eni ed Enel sono entrate nella agenda delle cose da svendere e ne parla oggi il Corriere Economia. Il Tesoro potrebbe scendere fino al 25,1%, poi ci si deve spiegare come, racimolando 8, 9, 10, anche 11 miliardi di euro all'anno dalle vendite, si possa, perché la giustificazione fornita per vendere è quella, abbassare il debito pubblico, si possa abbassare il debito pubblico. È una giustificazione che è inconsistente dal punto di vista dei numeri, perché non turi una falla da 2100 miliardi vendendo 9 miliardi all'anno, è assurdo pensarlo, era già assurdo negli anni 90, ma ne abbiamo avuta poi la dimostrazione, perché da lì in avanti, per altre dinamiche, il debito pubblico è tornato a crescere, quindi le privatizzazioni per ridurre il debito si sono rivelate essere una bufala, e siccome la bufala la ripropongono anche oggi, tale rimane, cioè una menzogna, una bugia, per fare gli interessi di chi sulle privatizzazioni ingrassa, comprese le famose banche d'affari, e non solo, e anche i venditori naturalmente. Ma Mario Draghi potrebbe anche spiegarci qualcosa di più preciso a questo proposito, perché ha visto da vicino il tutto come direttore generale del Ministero del Tesoro all'epoca delle grandi privatizzazioni degli anni 90. Lui sa benissimo e conosce molto bene anche la Goldman Sachs, di cui è stato direttore europeo, e tutte le altre banche d'affari, visto che ha venduto come direttore generale del Tesoro alla Goldman Sachs, giusto per fare un piccolo esempio, anche gli immobili dell'Eni, società pubblica che controllava come direttore generale del Tesoro. Dopodiché di lì a qualche tempo è andato dall'altra parte, dall'acquirente, diciamo così, Goldman Sachs, a fare il responsabile europeo. Sempre sul giornale però oggi c'è Nino Materi che ci racconta di imprenditori che tolgono il tetto ai capannoni, una brutta metafora di come siamo combinati male, senza fiducia e senza possibilità di pensare ad un futuro migliore. Quando si arriva a scoperchiare il capannone per pagare meno IMU, vuol dire che si è allo stremo, scrive Nino Materi sul giornale, e allo stremo sono in tanti, in una nazione che non capisce o finge di non capire. I giornali del nord-est su questo tema hanno le antenne sensibili, e così è venuto fuori che negli ultimi 3 anni si sono moltiplicate le domande per la rimozione delle coperture apicali dei capannoni, perché la burocrazia i tetti dei capannoni li chiama così, coperture apicali. Per ottenere il nulla osta, il richiedente deve dimostrare che l'azienda è in grave sofferenza, tale da pregiudicarne in tutto o in parte la produttività. Sono esattamente le condizioni in cui versano ormai migliaia di ditte. Ciò fatto, si dovrebbe ottenere, con la burocrazia il condizionale d'obbligo,
si dovrebbe ottenere dall'ufficio preposto il via libera alla rimozione del tetto del capannone, una menomazione che implica la decurtazione dell'IMU, la famigerata imposta municipale, il cui pagamento potrà essere anche dilazionato. Le cronache che descrivono questo inquietante scenario, scrive il giornale, oscillano fra l'attonita incredulità e la pragmatica constatazione, con una maledetta domanda che rimane sospesa nell'aria. Ma com'è possibile che le tasse possano spingerti a sfregiare quanto hai di più caro al mondo? Il capannone è, per un piccolo imprenditore, l'equivalente della casa. In tanti amano definire i propri operai la loro seconda famiglia, e non c'è nulla di retorico in queste definizioni, scrive Nino Matteri. Non si tratta di un vezzo, in molti casi è la pura verità. I nuovi padroncini, nulla a che fare col vecchio stereotipo del cumenda, sempre più spesso lavorano fianco a fianco ai dipendenti, indossano le stesse tute e soffrono gli stessi patemi della crisi. Poi un brutto giorno, il crack finanziario, l'ombra del fallimento, e allora per risparmiare ecco l'idea: rendere inagibile il capannone privandolo della sua copertura apicale, cioè del tetto, per pagare meno IMU. Questo racconta oggi il giornale. Così, diciamo a piccoli passi, piccoli mica tanto piccoli, ci si avvicina a quel bellissimo scenario greco, il cui aspetto sotto il profilo sanitario abbiamo potuto comprendere prima, grazie ai 2 articoli che citati dal Fatto Quotidiano. Sulle follie della burocrazia che fa pagare anche i volontari del soccorso alpino abbiamo già detto. E poi c'è da segnalare un'ultima cosa a proposito di Germania, ne parla Repubblica: la giovane moglie che tiene chiusi sotto chiave i segreti di Helmut Kohl è bufera su Maike, coniuge giovane dell'anziano cancelliere. L'accusa lo ha isolato dal resto del mondo, mentre la delfina di Helmut Kohl, alla quale peraltro ha fatto le scarpe, ovvero Angela Merkel, sta governando. La zarina buona, come la definisce Repubblica, sta governando. Il vecchio re deposto invece è nelle mani della giovane moglie, che sta custodendo gli appunti della memoria e i tanti segreti del cancelliere tedesco, quello sotto i cui fu compiuta l'opera di unificazione della Germania, ma anche il passaggio decisivo verso la moneta unica, verso l'euro. Sarebbe dispiaciuta a Giorgio Faletti, suo concittadino astigiano, i cui funerali verranno celebrati domani, e che noi salutiamo e ricordiamo con questo pezzo, L'assurdo mestiere, una delle canzoni scritte da Faletti, tratta dal quarto compact disc, dal quarto CD pubblicato da Faletti, omonimo, cioè appunto intitolato L'assurdo mestiere. Ci metterò le